Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti nel comandante veneziano, Fio, in Motorsport Manager, dobbiamo un attimo recuperare dopo la prestazione un po' così di Rio per quanto si è arrivato al podio. Ragazzi, c'è qua audio dei meccanici per Pascal Becker. Cioè praticamente all'inizio del corso la situazione sta diventando pesante, Becker è una persona idiota, c'è una fonte anonima, perfetto, quindi questo è positivo, il fatto che comunque ha dei problemi dentro la squadra. Io ho sviluppato anche delle sospensioni nuove, che eravamo un po' insomma messi non benissimo sulle sospensioni. E niente, siamo in rosso di 2 milioni e 8, ma sinceramente ho fatto un cazzo. Cazzo devo fare? E niente ragazzi, piloti, ma non può venire da noi Becker, no? Gara a Tondela. Sono in viaggio verso Sydney. Monoposto. Posta. Qua ragazzi, ripeto, io qua ho montato tutto, mi dà sempre sta cosa. Ho progettato già il motore più volte. E non capisco quale sia il problema ragazzi, ho sempre fatto tutto come al solito, quindi non vedo il problema. Potrei provarne un'altra, velocità massima 25. Qualifiche. E fare anche questo. Prova da 1,9. Certo che sposa, veramente vado in rosso di brutto ragazzi, non... È un rischio, 2, 3... No, non posso per adesso. Non posso ragazzi, Tondela. Sono io il campione in carica però qua, Ma grande, Mori... Bravo Mori, me lo godo. De Oeste niente, lascia portare a casa il titolo, il porco di De Oeste. Ok, ragazzi, in viaggio verso Sydney. Vabbè, me ne fotte niente. Vabbè, ciao. Questa è la votazione per i punti che faremo più avanti. Allora, vediamo. Abbiamo consumo gomme alto, carburante medio. Ok, raga. Tempo previsto variabile sereno. Ci vediamo dopo le qualifiche. Yes, finalmente pole position, ragazzi. Alla grandissima con Pino e Costa. Setup buono, bene, bene. Finalmente è arrivata la pole, però... Oh merda, che cazzo però, dai. Adesso arriva la pioggia, avevo fatto tutto quanto per l'asciutto, ma che cazzo di roba meteo c'ho, vabbè. Non ho parole, non ho parole. Guarda. Non ho veramente parole per descrivere lo schifo. Allora... Aspetta un attimo. Non lo so, adesso andiamo con le full wet, a sto punto rischio una cosa. Allora, no. Vabbè, le wet. Ma che cazzo sto combinando? No, sono rincoglionito, scusate. Conoscenze. Le morbide non le usiamo, secondo me. Ora mettiamo rifornimento e assetto gara per il buon Pino. E qua mettiamo assetto da gara. Questo non posso. Vai. Allora... E le morbide, vabbè. Che tanto non le useremo mai. Qua possiamo andare a cannone, tanto con la pioggia è diverso. Vai. Pro compino provo non metto, tanto per me le morbide non le useremo neanche. Vai ragazzi. Per capire quanto valido e costa sul bagnato, queste cose qua. Dai ragazzi, si parte. Pino in pole position, ma ragazzi la Flores con l'arezzato corse è troppo forte. Ho paura che sarà impossibile fare qualcosa di buono. Vedremo, dai, vedremo. Sull'asciutto potevo vincere, veramente sfortunati e vabbè, pazienza. Becker no, addirittura, però a me preoccupa più la Flores sinceramente. E adesso vediamo se sarà possibile fare una gran gara. Intanto Pino ha preso il comando e Costa terzo. Fastest lap della Flores, fastest della Flores purtroppo. Qua il meteo da così. Bisogna montare l'intermedio, aspettiamo anche la Flores sinceramente.
Modi è quarto. Costa sempre terzo. Ma Costa, manca Costa dopo un inizio sfavillante, sta crollando in maniera spaventosa purtroppo. Per carità sta rientrando Pino, però quelle 3 gare senza punti sono troppo pesanti. Ho bisogno di un ritiro della Flores, sinceramente. Di quella zoccolona. Il nostro Senna, il nostro Sennigno. Pino Sennigno. L'ho preso per quello, cazzo, un brasiliano con la livrea McLaren Honda Marlboro. Delusione all'inizio, si sta riprendendo per fortuna. Sta tirando a cannone anche la Flores, cioè tiriamo tutti e 3 a cannone. Becker è in difficoltà per il momento. Pino mantiene la testa della corsa, ma Flores non molla e Costa perde altri punti. Ah beh, se vedo che Costa è in difficoltà do la macchina migliore a Pino, per carità siamo là, perché siamo là. Però devo sviluppare ancora per le ultime 2 gare, perché sennò Costa non riesce proprio per niente ad avvicinarsi al buon Flores anche in risparmio gomme, eppure non ce la fa Costa. Il nostro Costigna non ce la fa. Per carità, forse anche il carburante è un po' influito, perché alla fine con la pioggia non... Il fatto che facciamo tanti giri ho messo il carburante massimo, forse anche quello è un problema. Vedi, a me il carburante è meglio partire col carburante scarico, non c'è niente da fare. Tanto Pino ha preso un po' di vantaggio, ma Costa proprio non ce la fa. 18 giri alla fine. Sono tutti con le gomme finite, comunque. Abbasso un po', devo capire perché se adesso cambia, dovevo andare con le intermedie. Devo abbassare un po' i giri adesso. Cioè i giri, devo abbassare un po' il risparmio delle gomme. Tutti vanno di intermedie comunque. Andiamo prima con Costa allora. Allora, intermedie poi torna a piovere. Mettiamo... Devo uscire col traffico. 13 giri. Pit stop veloce. Andiamo prima con Costa. Così vediamo se riusciamo a recuperare dopo. Se più non va anche Flores, che allora... va anche Flores purtroppo. Costa secondo. Però abbiamo guadagnato. Adesso andiamo con Pino. Intermedie. Tanto un'altra dobbiamo farla per forza. Ma rimane comunque in ogni caso. La facciamo così. E dopo magari non la facciamo. Proviamo, dai. Al massimo se Costa mi va secondo è solo che positivo, quindi... Comunque abbiamo guadagnato i box, grandissimi raga. Abbiamo guadagnato i box la posizione. Questa ci voleva proprio, bravi raga, bravi raga, bravi raga. Costa è primo, Pino secondo. Costa le sta usurando un po' di più, ma sono convinto che dovremmo farne almeno un'altra, quindi... Poi comunque a poco che adesso con Costa devo cercare di guadagnare il più possibile. Questo è quello che devo fare, perché comunque ho messo poca benzina a Costa. Dai che il secondo stint è il nostro.
Adesso però è solo bagnato, però adesso arriva la... no, ma speriamo bene, cazzo. Io comunque tiro a cannone in caso che se dopo devo mettere quelle d'asciutto, sono tranquillo. Costa sta tirando come un porco adesso, deve guadagnare il più possibile, ma la Flores rimane là, non c'è niente da fare. Siamo già al 75% del consumo gomme, questa non è il massimo. Comunque siamo noi tre e poi il nulla, quindi questo è anche positivo. Becker, ottavo. Anche la Flores sta consumando comunque. Bravo Costa. Comunque Pino si è preso anche i punti della pole probabilmente. Devo abbassare, purtroppo devo abbassare con Costa, se no non arrivo. Arrivo troppo a fare un pit stop troppo presto. E abbassiamo anche i giri di Pino. In realtà è vero che anche la Flores ha consumato, però... Adesso vediamo se ricomincia a piovere. Teoricamente adesso ricomincia. Beh, col consumo sono tutti messi male comunque. Mancano 10 giri. A sto punto dobbiamo dare tutto. E diamo tutto, tanto ci sarà un'altra sosta per tutti secondo me. Sì, comunque le intermedie sono più che sufficienti secondo me per la prossima. E adesso vediamo se il Kuma azzecca la strategia. Ok, il carburante chiaramente per Costa non basta. Da capire se la Flores vuole tenere, però se tiene comunque dopo moriranno le gomme. Ce la può fare. Otto giri. Carburante, stiamo molto attenti al carburante, ragazzi. Vado ai box con Costa. Carburante per 8 giri. Ok. Finiremo dietro a Pino, ma vabbè, non è un problema quello. Vai Costa, regalami la prestazione della vita. Pino mi va il giro dopo invece. Ok. Cazzo, errore ai box. Errore ai box pesante. Errore ai box pesante. Mi può costare la gara, ma quella troia di tua mamma. Ma perché ste robe? Perché? Dai che però comunque Flores sta perdendo tanto adesso Flores, Sta perdendo molto Flores. Pino va ai box. Flores ancora non va ai box. Incredibile. Flores non può tenere il ritmo però dai cazzo. Non lo può tenere. Sarebbe clamoroso. Becker sesto. Anche lui deve ancora rientrare però. Anche Pino attenti al carburante. E adesso vediamo. Non va ancora ai box Flores. È pazzesco. Però sta perdendo tanto Flores. Flores sta perdendo tanto. Ah, forse non va. Perché vuole provare a mettere le gomme d'asciutto? Ma. Tanto però loro mettono ancora l'intermedia. Un bel casino adesso ragazzi, Intanto noi adesso lo possiamo superare. Vediamo cosa mette Flores. Ti prego, no. Va, ok, Flores mette le intermedie. Perfetto, perfetto, perfetto. Possiamo fare doppietta. Boa speranza, dai fioi. Voglio la doppietta.
Siamo partiti un po' in sordina, ma dopo, ragazzi, è venuta fuori. No, no, Pino, non rompere i coglioni. Non rompere i coglioni. Perché Pino ha il ritmo per superarlo, eh. Pino ha il ritmo per superare il Costa. Però ormai vecchio, hai perso le prime 3 gare, allora cazzi tuoi. Aia. 2 giri resisti, Costa, ti prego. Ti prego, Costa, resisti. Becker è quarto, ma soprattutto la Flores è terza. Vai Costigna, vai Costa mio. E inizia l'ultimo giro, final lap. Tiriamo anche con lui per sicurezza. Vai Costa che è vicino, Costa è vicino al successo dopo un po' di gare o comunque Costa può tornare leader del mondiale. E Costa va a vincere, yes! E secondo Pino, doppietà e si gode ragazzi, mamma si gode. Anche per la costruttori pesantissima. Molto molto bene. Con Becker addirittura 18esimo. 19esimo Becker, non va a cambiare le gomme. Come godo, qua recupero punti anche nella costruttori. Grandissimi ragazzi. Prestazione maiuscola. Mai usato le gomme d'asciutto ragazzi, incredibile. Quindi non avevo neanche i bonus delle gomme. Pole position e vittoria. Qualcuno ha spaccato un po' i culi agli avversari. L'ha rezzato corsa delle prestazioni di macchina superiori di parecchio, eh. Becker disastroso, guarda. Grande Becker. Qua Becker si è giocato tanto, però ha fatto un errore scandaloso. Che doppietta, ragazzi, che doppietta. E si prende anche la... Benissimo. Guardate anche 2 punti extra Costa. Guarda che doppietta, guarda che forti che siamo. Allora siamo a più 6 e Pino è terzo ragazzi, mamma mia che mondiale. Nella costruttori torniamo in testa con più 7 sull'arezzato. Scena che è stata una prestazione veramente importante, sono quelle prestazioni che ti fanno capire tante tante belle cose. Ci è andata bene, tutto perfetto, meglio di così non poteva andare sinceramente. E godo. Perdiamo sempre soldi, ma va benissimo. Qui ci sono piccoli dettagli. Salvataggio in corso. Oh yes. Allora. Pino batte, aggiornamento con il vettura, problemi al collo per Pino. Ai ai ai. Meno 10 forma fisica, ok. Qua mancano 2 tappe, Belgio e United States of America, 2 gare per decretare il campione della Asia Pacifico. Chiaramente dobbiamo vincere noi. Siamo la terza forza. In realtà la McNeil Team è la prima, boh, vabbè. Misteri della fede. Vediamo un po'. Comunque abbiamo 9 gare, 10 podi, 6 vittorie. Campionato europeo, nel campionato mondiale nessun disponibile. Allora, qua stiamo salendo alla grande. Raga, un saluto dal comodone veneziano. Siamo fenomenali. Ciao!